I carabinieri della compagnia di Licata hanno eseguito mirati controlli nel territorio di Licata e Palma di Montechiaro che hanno consentito di arrestare una persona e deferire altre due alla Procura della Repubblica di Agrigento, nell'ambito di distinti interventi al fine di contrastare la detenzione illegale di armi e lo spaccio di sostanze stupefacenti, condotte potenzialmente pericolose per la pubblica salute. A Palma di Montechiaro i militari della stazione hanno tratto in arresto un 74enne residente in quel centro ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi comuni e munizioni. Durante l'esito della perquisizione domiciliare all'uomo è stato trovato un possesso di 3 carabine, di cui una ad aria compressa priva di moticola, una pistola modello Walther P38, 6 coltelli a serramanico, un pugnale, 149 munizioni di vario calibro, tutto materiale risultato non denunciato. Le armi e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. L'azione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Agrigento. A Licata i carabinieri della stazione hanno deferito in stato di libertà un ventenne del posto sorpreso in via Appennini in possesso di circa 6 grammi di cocaina confezionata in un unico involucro destinato allo spaccio. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro restando a disposizione dell'autorità giudiziaria. Inoltre i militari, sempre della stazione di Licata, hanno deferito in stato di libertà un 58enne del luogo sorpreso mentre conferiva acqua da un motobotte di sua proprietà presso 2 abitazioni private per destinarla al consumo umano in assenza di documento di trasporto, autorizzazione igienico-sanitaria e tracciabilità. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. L'uomo dovrà rispondere di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e commercio di sostanze alimentari nocive.